4 pugni in pieno volto più altri schivati. Li ha tirati un docente della media Leopardi di Mira al suo preside e dirigente dell'istituto comprensivo, Paolo Parolini. Lunedì scorso i due avrebbero dovuto incontrare insieme, in tarda mattinata, i genitori di alcuni alunni. Il preside, incrociato il professore in corridoio, gli avrebbe ricordato l'appuntamento. Da qui sarebbe partita la violenta reazione del sottoposto, avvenuta sotto gli occhi di molti ragazzi. La spiegazione dovrà avvenire evidentemente con l'ausilio anche di un professionista, cioè di uno psicologo, quindi ho già chiesto allo psicologo della scuola se potrà fare dei passaggi nelle classi. Io mi sono solo fatto vedere nelle classi per assicurare i ragazzi che non mi ero fatto granché male, che stavo bene, perché giravano voci che il preside si era fatto molto male, aveva subito una frattura, niente di tutto ciò, quindi mi sono fatto prima di tutto vedere da loro. Parolini ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondo indiscrezioni raccolte tra genitori della Leopardi, il prof aggressore sarebbe stato da tempo in piena crisi nel rapporto con gli studenti in classe e nella gestione delle lezioni. Una situazione limite, ci hanno detto, che la scuola non avrebbe gestito in tempo, fino al culmine dei pugni davanti agli adolescenti. C'è una sospensione cautelare in attesa di definizione di un procedimento disciplinare. Questa l'ha disposta lei? Questa l'ho disposta io e va convalidata dall'ufficio dei procedimenti disciplinari, che è in capo all'ufficio scolastico regionale. Parolini, 35 anni, dirige un istituto comprensivo composto da 3 scuole dell'infanzia, 3 primarie e 2 secondarie. È tra i più giovani dirigenti scolastici d'Italia. È passato classe per classe, insomma, a rassicurare i ragazzi. Come li ha visti? Li ho visti come sempre, però non è... sono preoccupato per quello che si portano dentro, non quello che manifestano all'esterno, perché sono le ferite interiori, come ho detto in altre situazioni, quelle più gravi e difficili da curare. E per questo ci vorrà insomma un passaggio anche da una persona anche più preparata di me, quindi uno psicologo scolastico.